A febbraio 2011 viene chiusa la cattedrale di Agrigento per rischio crollo. Il 25 aprile si sbriciola il palazzo dello Jacono Maraventano nel centro storico. Un terremoto per gli agrigentini, due simboli della città protagonisti di angoscianti vicende. La cattedrale è stata chiusa ai fedeli per l'evidente stato di inagibilità, grandi lesioni nelle pareti e diversi cedimenti. Oggi è ancora lì, puntellata e chiusa. Il palazzo dello Jacono Maraventano era uno stabile settecentesco, uno dei più antichi di Agrigento, situato tra le vie Santa Maria dei Greci, San Vincenzo e la salita Itria, è andato giù all'alba del 25 aprile di 2 anni fa in un assordante boato tra la paura e l'incredulità dei vicini abitanti. Un'angoscia terribile per quanti hanno vissuto in prima persona quelle ore. I carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco hanno aiutato alcuni residenti prigionieri delle proprie abitazioni bloccate dalle macerie. Circa un anno prima del crollo, sul palazzo lo Jacono Maraventano erano stati effettuati dei lavori di consolidamento proprio perché l'edificio era stato riconosciuto a rischio crollo, anche se, nonostante questo, la processione del Venerdì Santo di quell'anno, del 2011, è passato proprio dalla via antistante il palazzo. Solo per un caso nel crollo non ci sono state vittime, vista la vicinanza temporale con il crollo, perché quell'anno, il 25 aprile, è coinciso con Pasquetta, quindi il Venerdì Santo lo stabile era già in procinto di crollare, l'ultima pioggia domenica notte e il drammatico tonfo. Da quel momento tante le proteste, le rivendicazioni, chi si è incatenato, chi ha urlato. Oggi è così, uno spazio vuoto. La chiusura della cattedrale e il crollo del palazzo lo Jacono Maraventano, due ferite ancora aperte della nostra Agrigento.